Buon pomeriggio amici e benvenuti a questo nuovo appuntamento con le previsioni del tempo dedicate al weekend. Meteo Clari che vi parla in collaborazione con Veneto Orientale Informazione e jesolospiagge.it. Mi trovo qui nello stabilimento di Oro Beach. Come potete vedere l'abbigliamento comincia a cambiare perché l'autunno è giunto proprio questa notte astronomicamente e quindi da oggi siamo nella nuova stagione. Stagione che partirà da domani proprio con il tempo instabile. Infatti nella situazione generale vede una perturbazione che dalla Francia si dirige proprio verso l'Italia settentrionale, e darà i suoi effetti maggiori soprattutto nella serata di domani e nella nottata tra sabato e domenica. Per quanto riguarda il nostro territorio, quindi domani mattina ancora delle schiarite con cielo abbastanza soleggiato, ma via via la nuvolosità da ovest prenderà sempre più spazio e coinvolgerà poi tutta la regione. In effetti poi dalle ore 17-18 le piogge inizieranno mano a mano a prendere tutte le province del Veneto e così insisteranno poi nella serata e nella nottata. Attenzione che in alcune circostanze potranno anche assumere dei caratteri di rovescio temporalesco. La pioggia insisterà per tutta la notte e domenica mattina vi sarà ancora una certa instabilità soprattutto sulla parte orientale del Veneto. Tutto poi si sposterà verso il Friuli e le regioni centrali. Dopodiché le schiarite prenderanno diciamo, sempre più quota da ovest, quindi ci saranno delle ore di soleggiamento che nella domenica nel corso del pomeriggio potranno essere anche più visibili. Il tempo si può dire che l'autunno è arrivato e parte con il piede giusto per quanto riguarda la stagione. Le temperature iniziano a scendere, l'abbiamo anche avvertito in questa settimana con il flusso diciamo, settentrionale che ci ha coinvolto con vento di Bora. Continuerà anche nella prossima settimana perché ci sarà una saccatura dalla Groenlandia che scenderà verso l'Europa centrale e coinvolgerà anche il nostro territorio ad iniziare da lunedì, martedì. Quindi niente, non mi resta che comunque augurarvi un buon weekend e ci vediamo presto sempre su questi canali. L'estate sta finendo.